Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Gela, donna uccisa a coltellate dal figlio tossicodipendente, l'omicidio nel corso dell'ennesima lite per avere soldi. Il rogo a Fontanarossa, avviso di conclusione indagini per 2 indagati, stralciata la posizione di 6 per l'accusa. L'incendio è partito da una presa per le utenze elettriche difettosa in un box di noleggio auto. Catania, dopo l'emergenza cenere attivo, un piano straordinario di pulizia di strade e marciapiedi. Al lavoro, in coordinamento, le 3 aziende che si occupano dello spazzamento dal centro alla periferia. Messina, non si ferma il lavoro di demolizione delle zone baraccate. Oggi l'avvio della bonifica in un'area abbandonata da 15 anni è diventata una discarica a cielo aperto. Agrigento senza acqua, la frazione di Fontanelle è a secco da mesi. I cittadini disperati invocano interventi urgenti, mentre il sindaco Miccichè sostiene che la situazione è migliorata. Chiude la 7ª stagione di Repliche dell'inferno di Dante alle gole dell'Alcantara, la magia degli effetti speciali, dei giochi pirotecnici negli ultimi spettacoli. Calcio, il Catania al lavoro per il big match di sabato sera con il Picerno. Toscano recupera Jimenez e Gega, ma perde Gherardi e Di Tacchio in B. Palermo in trasferta sul campo della Juve Stabia. Ben trovati, andiamo subito a Gela, dove è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri Filippo Tinnirello, 43 anni, che ieri al culmine di un'ennesima lite ha ucciso a coltellate la madre di 64 anni nella casa dove i 2 abitavano. I particolari nel servizio di Gerry Italia. 2 coltellate violente, una al ventre e una alla gola, così Filippo Tinnirello, un 43enne con un lungo vissuto psichiatrico e di tossicodipendenza alle spalle, ha ucciso la madre, 64enne, Francesca Ferrigno, al culmine dell'ennesima lite familiare. L'omicidio è avvenuto ieri sera nell'abitazione che i 2 condividevano al piano terra di un palazzo in via Giuseppe Vitali, nel quartiere Cantina Sociale. Alla base del delitto ci sarebbe un litigio scaturito dall'ennesima richiesta di denaro del figlio alla madre. L'uomo ha aspettato che il fratello uscisse di casa e poi ha colpito la donna lasciandolo in un lago di sangue, dopodiché è andato a piedi a costituirsi nel vicino commissariato, confessando il delitto. Nel frattempo sul posto erano già arrivati i carabinieri del locale comando e i soccorritori del 118, ma per Francesca non c'era più nulla da fare. Filippo, disoccupato e con precedenti penali per droga, era seguito dal SERT per i suoi problemi di tossicodipendenza. Il movente del delitto sarebbe proprio da ricercare nel precario stato di salute mentale dell'uomo. A quanto pare, tra madre e figlio i litigi erano continui e avvenivano per qualsiasi motivo. Francesca era una donna molto attiva nella comunità evangelica di Albani Roccella. Aveva cresciuto i 4 figli sempre con tenacia e dedizione. Dopo la morte del marito Angelo si era dedicata anima e corpo alla sua attività in comunità ed era molto apprezzata per la sua caparbietà nell'affrontare ogni situazione, come ricorda il pastore Tommaso Schiano, accorso immediatamente sul luogo del delitto. Il suo profumo rimarrà ancora per molto tempo qui a Gela. Era impegnata anche nel sociale, era impegnata nella sua comunità di cui io sono il pastore, faceva di tutto. Dove serviva una mano, lì si metteva a disposizione. Il figlio purtroppo dava già da tempo qualche segnale di squilibrio, però non ci aspettavamo questa escalation. Nella notte Tinnirello è stato interrogato a lungo dai carabinieri che conducono le indagini. L'arma con cui è stata uccisa la donna è stata sequestrata. E adesso una notizia, andiamo nel catanese, a Motta Sant'Anastasia. I carabinieri hanno arrestato un 43enne che ha aggredito la moglie e i sanitari del 118 che la donna aveva chiamato. La signora aveva detto loro che il marito era in preda a una crisi respiratoria, anche se in realtà era fuori di sé perché in preda ai fumi dell'alcol aveva rotto mobili e oggetti, li aveva lanciato contro anche alcuni cassetti. L'uomo adesso deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. E adesso a Catania, per la procura sarebbero solo 2 i responsabili del rogo di Fontanarossa della scorsa estate. È stata stralciata la posizione di altri 6 indagati. Luca Ciliberti.
L'estate scorsa il rogo a Fontanarossa causò la paralisi di gran parte del trasporto aereo in Italia e in Europa. In piena alta stagione lo stop allo scalo Etneo fece gridare allo scandalo. Mentre le indagini della procura di Catania andavano avanti, in tanti chiedevano la testa dei vertici di SAC e dell'amministrazione comunale, tutti colpevoli, secondo la Vulgata, di non aver agito in tempo e con le dovute attenzioni per scongiurare i danni e le ripercussioni ai viaggiatori e alla città. In queste ore la procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione di indagini preliminari individuando 2 responsabili. Il primo sarebbe l'ingegnere procuratore speciale incaricato della SAC del rispetto degli adempimenti e delle norme antincendio. Si tratta di Orazio Condorelli. L'altro sarebbe Federica Caravello, l'amministratore unico e legale rappresentante della Italy Rent Car, dal cui box nel terminal arrivi sarebbe partito il rogo a causa di una multipresa malfunzionante. Entrambi sono accusati di rogo colposo. L'esito del procedimento è stato rivelato stamani anche dal quotidiano La Sicilia. Nel fascicolo inizialmente risultavano 7 indagati, 6 dei quali mancano nell'avviso di conclusione indagini. La loro posizione è stata stralciata e si sta valutando di depositare al GIP una richiesta di archiviazione. Secondo l'accusa, il responsabile della sicurezza avrebbe omesso di attivare una procedura organizzativa per la gestione adeguata del servizio antincendio. In particolare, si legge, non era prevista la presenza necessaria e continuativa di un numero minimo di operatori antincendio, né che gli stessi presidiassero ogni zona o maxi zona dell'aeroporto, tanto che la sera dell'incendio erano presenti in tutto il terminal solo 4 operatori. Per i magistrati la loro presenza avrebbe consentito di giungere nell'immediatezza sul posto e di spegnere l'incendio. La responsabile della ditta di orologeggio invece è accusata di aver omesso di fornire alla dipendente presente la necessaria formazione obbligatoria in materia di sicurezza antincendio, pur dichiarando formalmente il contrario. Per lei adesso scatterebbe anche un secondo capo di imputazione per falso. Nuovo sbarco nella notte a Pozzallo, soccorsi dalla Guardia Costiera 62 migranti, di cui 2 minori. Gli eventi degli scorsi giorni a Lampedusa mettono in luce come il viaggio della speranza, la ricerca di una vita dignitosa, spesso si interrompa tragicamente, ma c'è anche quando la macchina dei soccorsi, come in questo caso, è stata efficiente. Veronica Barbarino. Sono circa 30.200, secondo i dati ONU, i morti e dispersi in mare dal 2014, molti dei quali minori. Troppo spesso il viaggio di speranza alla ricerca di una vita dignitosa si interrompe tragicamente. I soccorsi in mare non sono sufficienti o arrivano troppo tardi e quando potrebbero essere tempestivi vengono ostacolati, come per le navi ONG, oggetto spesso di fermi amministrativi. Ma c'è anche quando la macchina dei soccorsi è efficiente e lotta contro il tempo, come ieri sera, quando la motovedetta della Guardia Costiera, nonostante il mare mosso, è approdata a Pozzallo, portando in salvo 62 migranti, di cui 2 minori. Sono stati raggiunti a circa 90 miglia a sud-est di Portopalo di Capopassero, dopo la segnalazione di Alarm Phone. Il natante in difficoltà imbarcava acqua e i migranti erano da 2 giorni senza bere, quasi tutti in ipotermia e con scabbia. Tra loro anche una persona con ustioni di secondo grado alle cosce e ai glutei, probabilmente per il contatto con idrocarburi. Momenti di forte preoccupazione inoltre quando uno dei migranti è crollato a terra privo di sensi non appena arrivato in banchina, ma con le cure del personale sanitario si è ripreso ed è stato trasferito anche lui all'hotspot per un viaggio che continua. Palermo, un uomo di 84 anni è morto finendo in mare con la propria auto al porto. Originario di Pantelleria, doveva imbarcarsi per Tunisi. Per errore però ha preso una rampa del molo del Puntone ed è precipitato in acqua. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo e successivamente anche la vettura. E adesso andiamo a Catania. Dopo l'emergenza Cenere, la città tenta di tornare alla normalità con un piano straordinario di pulizia di strade e marciapiedi. Al lavoro le 3 aziende che si occupano di spazzamento, però questa volta in maggiore coordinamento. Lorena Dolci. Gli addetti di multiservizio della Gema ripuliscono il verde, la Gema poi passa e raccoglie il falciato, poi la spazzatrice fa la rifinitura. La straordinarietà di questo piano è tutta qui, in questo coordinamento tra enti deputati alla pulizia. Sembra ovvio, ma in un mondo a misura di burocrazia più che di cittadini non lo è affatto. Basti pensare ai cumuli di erba falciata lasciata per giorni ai bordi delle aiuole e dispersi dal vento prima di essere raccolti. Obiettivo: restituire decoro alla città, stravolta dalla pioggia di cenere e dei cumuli di rifiuti. Usciamo da un periodo di emergenza, abbiamo raccolto circa 4.500 tonnellate di cenere, si era quasi impossibilitati a lavare le strade e quindi stiamo partendo con un piano integrato. Le 3 aziende
aziende che lavorano per il comune, in più la Multiservizi che operano un'azione di scerbamento delle aiuole, scerbamento del ciglio stradale, pulizia generale e lavaggio a concludere. Già in serata dovrebbero entrare in azione gli operai con gli idrogetti per lavare strade e marciapiedi. Vedere per credere. Gli interventi avvengono in contemporanea a Librino, a San Giovanni Galermo, Barriere e Canalicchio e nel centro di Catania da Piazza Marconi a Piazza Europa, ma ogni settimana riguarderanno altre zone. Capitolo a parte poi sono gli alberi secchi come questo, un tronco senza più vita. In questo marciapiede ne abbiamo visto 3, ma qui entra in gioco un'altra testa, la competenza infatti è dei giardini pubblici. Ha raggiunto il traguardo dei 100 anni di vita. Il sindaco di Catania Trantino ha voluto fare gli auguri personalmente a nonna Carolina, la vedrete in queste immagini, accogliendola a Palazzo di Città. Un momento di grande emozione, oltre che un onore, ha commentato la centenaria, particolarmente legata all'amministrazione. Il papà era infatti vigile urbano. In buona salute, Carolina Plecco ha raccontato di tenere in allenamento la memoria con le canzoni della tradizione catanese e facendo i cruciverba. Adesso andiamo a Messina, dove non si ferma il lavoro di demolizione e bonifica delle zone baraccate. Oggi c'è stato un nuovo avvio dei lavori in una baraccopoli abbandonata da 15 anni che è diventata una discarica a cielo aperto. Francesco Triolo. Decine di baracche ancora da bonificare e buttare giù. Il risanamento della città di Messina non si ferma e questa mattina sono stati consegnati i lavori per la demolizione di un'altra delle mini baraccopoli presenti in città, quella a pochi passi a fondo fucile, storica baraccopoli simbolo di Messina. In via Evemero l'iter è stato difficile perché all'interno di quelle casette abbandonate ormai da oltre 15 anni c'era di tutto. Una discarica a cielo aperto, tonnellate di rifiuti, dai divani abbandonati, mobili, materiale inquinante come l'amianto, la cui presenza è evidente ad occhio nudo. E niente, un altro passo avanti per il risanamento che ovviamente non si è mai fermato. Nelle prossime settimane apriremo altri cantieri. In questo momento ci sono aperti in città 4 cantieri che riguardano appunto la parte della bonifica, della costruzione, della riqualificazione. È un filo che, come dire, più che allungarsi è un filo che si accorcia, quello del risanamento, perché guardiamo la meta con positività. La legge sul risanamento voluta dall'allora ministro Gelmini su sollecitazione dell'onorevole Siracusano e dopo il pressing del sindaco De Luca portò allo stanziamento di centinaia di milioni. Si lavora per step, il prossimo sarà la baraccopoli di via Catanoso, 33 baracche realizzate a ridosso di un torrente, quindi Giostra, Fondo Saccà e l'area di Fondo Basile, dove sono stati trovati altri veleni. Il paradosso è che sopra per anni ci hanno vissuto decine di famiglie con bambini. Ad Agrigento la frazione di Fontanelle è senza acqua da mesi. I cittadini disperati invocano interventi urgenti per la risoluzione del problema, ma il sindaco Miccichè sostiene che la situazione invece è migliorata. Davide Sardo. Continua il dramma della carenza d'acqua ad Agrigento, dove si è alla ricerca di nuovi pozzi da cui attingere risorse idriche per tamponare la perdurante crisi idrica. Nel frattempo nessuna soluzione, nonostante i tanti incontri in prefettura, interessa la frazione di Fontanelle, la più popolosa, 12.000 residenti, del tutto a secco da mesi. Il servizio con le autobotti è carente e insufficiente. La fortuna di quel giorno che arriva l'acqua arriva a filo. Come si possono riempire le vasche? Come si può riempire la vasca di 30.000 litri dove non arriva l'acqua? Palazzine di 40-38 famiglie, ma come deve fare sta gente? Innanzi al comune di Agrigento è sempre presente in sit-in ad oltranza il dirigente del Codacons Giuseppe Di Rosa. Vorrei ricordare a tutti che siamo in pieno stato di emergenza, c'è un decreto del Consiglio dei Ministri, è simile a quello per la pandemia. Non capisco perché per la pandemia il sindaco andava tutti i giorni a fare le dirette e dava le notizie, adesso non dà più notizie alla città. Il problema è che la città vuole sapere, la città ha diritto di sapere l'acqua quando arriverà nelle condotte agrigentine. E il sindaco di Agrigento annuncia di avere individuato nuovi pozzi e non nasconde ottimismo. È aumentata la portata idrica che Sicilia Acque ci sta dando, quindi in alcune zone già abbiamo provveduto quasi a regolamentare l'erogazione, tipo anche il borgo di Giardina Gallotti. Per le altre frazioni e per gli altri quartieri si sta lavorando intensamente, ho un contatto diretto anche con Sicilia Acque a breve, poi ci saranno anche delle novità.
In attesa delle novità promesse dal primo cittadino, gli agrigentini continuano a soffrire la sete e sperano nelle piogge autunnali. La Procura di Siracusa è ancora al lavoro per fare luce sulla pioggia oleosa del polo petrolchimico di Priolo. Secondo i primi dati dell'ARPA, però, non ci sarebbe bisogno di bonificare la zona limitrofa tra i residenti, però continua ad esserci timori, ma c'è anche lo stesso timore nel denunciare. Francesco Aloi. Non ci sarebbe bisogno di una bonifica della zona, lo dice il direttore di ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, che abbiamo rintracciato telefonicamente. Dopo la pioggia oleosa del 26 agosto, partita dall'impianto U100 Topping ISAB Sud, sono stati effettuati 2 campionamenti. Si è trattato di un fenomeno isolato, un incidente, ma nel quadrilatero della morte i cattivi odori non mancano mai. Chi abita tra Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta dice basta, ma spesso lo fa soltanto sui social. Come ha confermato ai nostri microfoni la procuratrice capo di Siracusa, Sabrina Gambino, c'è tanta paura. Nessuno vuole parlare e soprattutto denunciare formalmente ciò che accade. Qui quasi ognuno è legato direttamente o indirettamente al polo petrolchimico, un indotto di 15.000 posti di lavoro e la salute che secondo tanti viene messa in secondo piano. Gli ambientalisti vorrebbero scendere in piazza, ma dicono che sarebbe inutile, non si presenterebbe nessuno o quasi. E nelle ultime settimane i cattivi odori provenienti dalle raffinerie sembrerebbero ancora più frequenti. Un polo su cui la procura ha acceso i riflettori per capire bene cosa ha causato la pioggia oleosa e soprattutto cosa è ricaduto sulla testa dei residenti. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, la disperazione per un licenziamento disatteso sicuramente per i 31 lavoratori del Conad al Concadoro di Palermo. Sono ore difficili, ce le racconta Marco Gullà. Agosto, mese di ferie, di vacanze, di relax. Non è stato così però per 31 famiglie palermitane, perché a fine mese è arrivata la lettera di licenziamento. Un fulmine a ciel sereno. L'azienda per cui lavorano, che si occupa della gestione di un noto supermercato all'interno del centro commerciale Concadoro, ha dichiarato degli esuberi e così la vita cambia improvvisamente. 31 persone, la cui anzianità inferiore si aggira intorno ai 30 anni, quindi parliamo di profili di lavoratori di una certa età. Tutti oltre 50 anni d'età, c'è chi sperava di avvicinarsi serenamente alla pensione e invece tutto cambia. È una tragedia perché non è che siamo ragazzi giovani, qua si parla di gente. Io quasi 57 e qualche altro 60, ma qua a Palermo ma dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Ci sono mutui, spese, affitti. Cosa ha detto alla sua famiglia? Allora io l'ho riuniti e ho detto dobbiamo pagare un mutuo, c'ho un figlio che mi studia, io ai tempi l'ho mandato a studiare fuori perché me lo potevo permettere, ora gli ho detto cerca di darti una smossa, o ti trovi un lavoro lì o devi ridiscendere e finire gli studi qua. I volti scavati dallo stress e dalla rabbia, la paura di non riuscire a riemergere. Mi è caduto il mondo addosso perché purtroppo noi dobbiamo dire ai nostri familiari che non possono soffrire più di uno stipendio. Cambiamo decisamente argomento, chiusa la 7ª stagione di Repliche dell'Inferno di Dante alle gole dell'Alcantara. Gli ultimi spettacoli sono impreziositi dagli effetti pirotecnici di una famiglia molto conosciuta nella città di Catania e non solo, i Vaccalluzzo. Sentiamo Luca Ciliberti. Oltre 60 repliche solo nell'estate 2024, un vero e proprio colossal dei record, giunto ormai alla sua 7ª stagione. L'Inferno di Dante nelle gole dell'Alcantara chiude col botto, anzi coi fuochi pirotecnici curati dal maestro Alfredo Vaccalluzzo. Anche arrivare qua in questo teatro naturale diventa una passeggiata veramente di emozione, di grande emozione. La location impreziosisce il racconto. Sin dall'inizio lo spettatore ha come la sensazione di scendere negli inferi raccontati dal sommo poeta.
L'Alcantara si trasforma nell'Ade grazie alle luci e al buio della notte, con Caron Dimonio che naviga e trasporta le anime dannate. Nel mezzo dei cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e la diritta via era smarrita. Dante, Virgilio e una originale Beatrice accompagnano lo spettatore tra alcuni personaggi tra i più noti della Divina Commedia, da Ulisse, finito nella bolgia dei consiglieri fraudolenti, ai malinconici Paolo e Francesca, gli amanti condannati a vivere nel cerchio dei lussuriosi, dal conte Ugolino con la barba sporca di sangue per aver mangiato i propri figli, al goloso Ciacco passando per Farinata degli Uberti. Non escludiamo di tornare in campo con il nostro inferno, abbiamo già chiaro ciò che va migliorato e ciò invece che va tenuto così com'è, perché scalda il cuore del nostro pubblico. 4 mesi, il mio aspetto stesso! E la produzione già sta lavorando all'edizione del 2025 che promette ulteriori novità. E subito dopo il telegiornale, sulle orme del Beato Puglisi, l'impegno di Don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia a Palermo, continua con le tante iniziative del Centro Padre Nostro, da lui fondato, e con il lavoro e la testimonianza di tanti che del suo esempio fanno missione di vita. Ne parlerà a Sicilia 24 Focus Adelaide Barbagallo con Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro, con padre Giuseppe Calderone, parroco della chiesa San Giovanni Bosco di Palermo, con Giuseppe Sant'Elena dell'oratorio Don Pino Puglisi di Biancavilla e con Giovanni Salamone del gruppo Milizia dell'Immacolata di Catania. Appuntamento alle 14:30. Adesso ci fermiamo, è il momento di una pausa e poi lo sport. Subito al calcio con il Catania al lavoro per il big match di sabato sera contro il Picerno. Sentiamo Marco Carli. Catania e Picerno, un big match per certi versi inatteso, viste le traversie estive dei rossazzurri, ma anche perché i lucani, seppur protagonisti della passata stagione d'estate, hanno perso Murano, finito a Foggia, e l'allenatore Longo, andato al Crotone. Invece sono entrambe in testa alla classifica perché il Catania ha assorbito in poco tempo il metodo toscano, mentalità, serietà, concentrazione e aggressività, e perché i giocatori presi in una travagliata sessione di mercato da Faggiano sono sicuramente di valore. Se poi l'attacco, finora in pratica si è visto solo inglese, riuscirà a dare segnali incoraggianti, la stagione potrà prendere la piega che i tifosi si augurano. In Basilicata invece Tomei, il nuovo allenatore, ha seguito la scia di Longo, 4-2-3-1 e gioco rapido con alcune differenze. Maiorino falso 9 per esempio. I risultati ci sono stati: schiantate 2 potenziali big del campionato come Avellino e Trapani, poi una piccola battuta d'arresto con la Casertana. Ma è sotto gli occhi di tutti anche ciò che ha fatto il Catania, che vuole recitare da protagonista. I tifosi rossazzurri, tantissimi anche a Biella, riempiranno il Massimino sabato. Di Tacchio non recupera probabile l'utilizzo di De Rose, anche perché le condizioni di Verna sono ancora da valutare. Non ci sarà Ierardi per squalifica, pronto Quaini, ma in difesa diventerà un'opzione anche Gega, pronto a tornare a disposizione. Jimenez, superata la gastroenterite, dovrebbe essere della partita, anche se non dall'inizio. Il Palermo al lavoro per la ripresa di campionato che sarà per i rosanero sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Sentiamo Marco Gullà. È ripresa la preparazione del Palermo in vista della prossima gara di campionato. I rosanero, al rientro dopo la sosta per le nazionali, giocheranno contro la Juve Stabia. La partita è in programma sabato alle ore 15 allo stadio Menti di Castellammare. Il tecnico rosanero Dionisi lavora sulla fase difensiva e sul possesso palla, lavori specifici che serviranno a Palermo per cercare di migliorare i dati di inizio stagione. Serve una svolta e contro la Juve Stabia i rosanero non possono più sbagliare. Dionisi recupera il difensore turco Bani e spera anche di recuperare Verre per il centrocampo. In avanti, ancora una volta, il punto interrogativo riguarda la convocazione per il francese Apois, che per la prima volta ha parlato in conferenza stampa. Ho parlato a lungo con la società, sono stato felicissimo poi di aver firmato il contratto, ne ho parlato anche con la mia famiglia, alla fine ho scelto di unirmi a questa bellissima società. Per quanto riguarda l'infortunio, sto recuperando, lavoro ogni giorno per rimettermi in sesto. Sabato al Menti potrebbe scattare l'ora di Jérémy Ledoiron. Il francese, arrivato a fine mercato per una cifra molto importante e con un contratto corposo, si può considerare a tutti gli effetti il fiore all'occhiello del calciomercato di De Santis. Dionisi potrebbe schierarlo dall'inizio assieme a Brunori e Di Francesco in un tridente pesante.
Era l'ultimo servizio, il telegiornale finisce qui. A tutti voi grazie per l'attenzione. Sicilia 24 tornerà alle 19.